1921-2021. I 100 anni di Moto Guzzi. 100 anni di splendide motociclette, di vittorie e di avventure, di personaggi incredibili che hanno rivoluzionato e costruito il grande marchio dell'Aquila. Il 15 marzo 1921 nacque l'idea folle e visionaria di Moto Guzzi, una moto tanto straordinaria da essere decenni avanti a tutta la produzione motociclistica mondiale. Un'idea e un concetto di vivere la moto, che dopo 100 anni ci conquista e ci riunisce. Nata nel 1991, inizialmente con un propulsore da 350 cm3, la Nevada ha subito diversi restyling che le hanno consentito di arrivare fino ai primi anni 2000 ad essere la custom italiana più venduta in Italia. Per molti la Nevada 750, piccola di casa Guzzi, in realtà è una solida 7,5, molto ben disposta a viaggiare, è leggera, è facile e potente quanto basta, accattivante nelle forme ancora più in colorazione nera. Ideale come prima moto, Nevada è il nome che distingue le custom, che a partire dagli anni 80 hanno rappresentato un'alternativa made in Italy alle americani Harley Davidson. Quella del 2006 rappresenta una tappa importante nella storia di questa famiglia, con la 750 Classic che passa dai carburatori a iniezione elettronica e con un'estetica profondamente rinnovata rispetto alle edizioni precedenti, resa più fluida nello stile, reso sempre inconfondibile dai due cilindri che spuntano fuori dai lati del serbatoio. La Nevada è un custom che esce dai canoni convenzionali. È diversa soprattutto nella posizione di guida, più simile a quella di una Gran Turismo, con pedane poco avanzate e rialzate e con una sella anche molto confortevole per il passeggero. 50 cavalli bastano, nei motori più potenti la maggior parte rimangono disoccupati, ne servono sì e no una cinquantina, mentre gli altri rimangono a cinceschiare in pausa caffè. Molti la pensano così, ed è a questi che piace la nuova Moto Guzzi Nevada 750. Un custom a dimensioni d'uomo. Sì, ma adesso sentiamo il cuore di questo motore. Un bicilindrico rude, ma non troppo. Ragazzi, venite con me. Scheda tecnica. Allestimento Classic IE. Categoria Custom Chrysler. 1999. Inserimento motore da 750 cm3, arrivando a restyling nel 2004. Peso a secco 184 kg. Telaio a culla d'acciaio e monta sospensioni a forcella telescopica. Cilindrata 744 cm3. Cilindri 2, disposizione a cilindri a V trasversale, raffreddamento ad aria, distribuzione asse a camme nel basamento, potenza 35 kW con 47,6 cavalli, la coppia 54,7 Nm, capacità serbatoio carburante 14 litri, trasmissione finale albero congiunto cardanico. Ragazzi, che dire, una moto fantastica, un marchio veramente unico, assolutamente da provare. Mi raccomando, seguiteci nelle prossime puntate e iscrivetevi e attivate la campanella. A presto ragazzi! A presto!